Ma veramente grande, Pascal, dillo tu dai, proprio perché sei grande te lo faccio dire a te. Lo conoscete già. Vieni Gino! Gino Maschio! Un applauso a Gino Maschio! Buonasera a tutti quanti. Ciao Gino! Ciao, tutto a posto? Benvenuto, tutto a posto. Ciao, pure a te. Ciao. Allora, chiudiamo questa prima serata di Radio Stella Web, del Festival Canoro di Radio Stella Web intitolato Napoli, ieri, oggi e domani. Domani, sì. Con Gino Maschio. Sì. Un Grazie. nome? Va bene? Perfetto. Gino, il palco è tuo. Grazie. Un applauso, grazie. Enzo Bracciani, chitarrista. Mi sono cresciuto che canzone toi, non scognazzielle una bella poete, tu sei pronta a regalare guagno che mi sono guardato a me e c'è cresciuto fuori da sta passione accettava che ti ragasso mia un complimento tuo era un'acciaia te ne si chiude da chi ti scorda da Dio e vivo si
piano piano. Ma non lo so che è sta verità. Però tu non li usi su sipario. E in mezzo a noi, Mario Mere, si sembra un primatore. Grazie, buonasera. Grazie. Ancora un ringraziamento a Radio Stella Web, va bene? Alla prossima, dimmi. Io poco fa sono stato in radio. E tutti, compreso un compositore di musica italiana e napoletana che si chiama Luigi Selo, non so se tu lo conosci. Sì, forse se lo conosco, un saluto anche a lui. Hanno detto praticamente: ma che bellissima voce che ha sto cantante. Grazie. Ti conoscono ovviamente. Sì. E vorrei che tu, proprio per chiudere il discorso con la radio, perché la radio adesso proseguirà nel suo prosieguo con i DJ che sono adesso in radio. Sì. E in questo momento nella nostra radio ci sono due DJ, uno dalla Germania che si chiama Noemi, e vorrei che tu saluti. Ciao Noemi. E un'altra dalla Calabria che si chiama, da Cosenza se non sbaglio, si chiama Dara. Ciao Dara anche a te, a tutta la bella Calabria, sperando che quest'anno ci vediamo giù in Calabria. Ti spiego perché si chiama Dara, perché lei ha spiegato, praticamente lei è siciliana. Ah, sì. Catania o Palermo. Aspetta. Vicino Messina ci sta un santuario che è della Madonna di Tindari. E quindi lei mi spiegava che Dara deriva da Tindari. Ah, ho capito. No, se non è così, domani prendo la partaccia. Ho capito. Quindi Dara è il diminutivo di Tindara, un nome proprio di persona, comunque esiste anche come santo, un santuario. Sì. Allora, io sono pratico della Sicilia perché sono sempre giù in Sicilia. Quindi potrai anche andare a vedere. Gino, io non so che dirti, ti ringrazio di essere qui. Ringraziamento a tutti quanti voi. Voglio augurarti il più bel cammino possibile. È quello che stai facendo e ancora di quello che farete, e ancora quello che farai. Va benissimo. Ti aspetto in radio Stella Web, e ti porto su tanta tantissima gente che sta ascoltando. Ok, un saluto a tutti quanti. Ciao. E per te tutto lo staff presente qui di Radio Stella Web per il ricordino finale. Grazie ancora e arrivederci a tutti quanti. Grazie. Ciao Gino, alla prossima. Ciao.